Niente messa celebrata dal vescovo al presidio di Soave, la speranza è stata annullata da una telefonata della segreteria. Con molto dispiacere devo dire che forse alla segreteria del vescovo gli è sfuggito qualcosa. Quel qualcosa è un gruppo di anime gravate da preoccupazioni che hanno bisogno di essere ascoltate, quindi... Se ci fosse un prete in giro che magari finisce presto di dire messa, sarai benvenuto in questa comunità. A Soave questa mattina hanno voluto invece essere presenti e partecipi centinaia di studenti provenienti dall'Onigo e un supporto a distanza lo hanno offerto anche gli indipendentisti aderenti alla piattaforma Veneto Decida in volantinaggio a Torri di Quartesolo. Notizie dagli altri presidi. A Montecchio è iniziata la 2 giorni dedicata alle vittime della crisi con momenti di riflessione e una specie di promemoria per chi transita. La tangenziale sud è rimasta chiusa come quasi sempre accaduto in questi giorni per i blocchi di Vicenza Ovest. Anche noi rimaniamo spesso imbottigliati perché quando ci spostiamo da qua vediamo tutti i disagi, ci dispiace tantissimo, ci rincuora il fatto che l'81% delle persone che passano da qua non siano incazzate, anzi sopportino la nostra causa. Ho visto in 10 minuti 4 camionisti piangere, disperati, gente di 65 anni che non ne può più. E dalla strada continuano ad arrivare aiuti. È lei che ha portato qui del cibo, si è fermato e l'ha portato apposta? Sì, è la prima volta in vita mia che guardo con simpatia i blocchi stradali, perché dico, per difendere gli interessi di una categoria non si possono prendere in ostaggio tutte le persone, però qui si tratta di salvare l'Italia e di dire basta.